Estorsioni e minacce a imprenditori per favorire il clan camorristico dei Casalesi, operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Trieste, 7 arresti a nord-est, perquisizioni in tutto il Veneto. Il 18 dicembre del 78 Antenna 3 iniziava ufficialmente la sua programmazione, il quarantennale vedrà giovedì un passaggio importante dalle 13 alle 14, una diretta speciale per il riconoscimento della città di Treviso all'editore del gruppo Media Nord-Est. Ieri sera a Ring, governatore Zaia, sull'autonomia chiediamo coerenza a Roma e sulla montagna ferita i serradi sotto guida saranno l'opera simbolo della ricostruzione. In queste ore la decisione sulla data dei funerali della mamma 45enne morta nel rogo della sua abitazione a Concordia Sagittaria, nel giorno dell'addio lutto cittadino e luminari natalizie spente. Ladri senza cuore a Preganziol fanno irruzione all'asilo di San Bugè e rubano i giochi dei bambini. La sua colpa è di avere una carrozzina troppo lunga e così per un 44enne anche solo entrare nell'ufficio postale di Treviso diventa una missione impossibile. Partorisce in taxi Piazzale Roma grazie all'aiuto di un agente della polizia locale, lieto fine per una neomamma a Venezia. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è in primo piano l'operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Trieste con l'ausilio dei colleghi della DIA di Napoli, Milano, Padova e Bologna e anche della Guardia di Finanza per il blitz che ha portato all'arresto di 7 persone, accuse gravissime di estorsione e minacce a imprenditori e professionisti per favorire il clan camorristico dei Casalesi, perquisizioni anche in tutto il Veneto. Allora, sta seguendo o ha finito da poco di seguire per noi la conferenza stampa proprio in procura a Trieste il nostro Marco Stabile. Marco, allora raccontaci i fatti. Sì, ciao Nicola, siamo ancora all'interno della sede della Direzione Investigativa Antimafia di Trieste ed è una vicenda veramente inquietante. Non c'erano solo i fondi di piccoli investitori, ma pure 10 milioni della camorra fra i crediti vantati nei confronti di Fabio Gaiatto, il trader di Portogruaro in provincia di Pordenone, arrestato suo indagato dello scorso 11 settembre per una truffa collegata appunto agli investimenti. Il clan dei Casalesi si è dunque fisicamente presentato alla porta della villa del Gaiatto a Portogruaro, prendendolo in carico, per così dire, giorno e notte, organizzando con lui una serie di blitz necessari a recuperare gli investimenti fatti da parte del clan dei Casalesi nel suo meccanismo finanziario. I gorilla dei Casalesi hanno puntato tutto sugli ex soci e investitori croati collegati alle società di Gaiatto. Erano quelli in sostanza i polli da spennare per rientrare dei soldi persi. Come? Con i tipici metodi di estorsione in stile camorristico, minaccia alla persona e fuoco dei familiari esibiti davanti agli occhi degli imprenditori come chiare minacce di ritorsione e morte. Così i Casalesi hanno indotto alcuni imprenditori dell'area di Pola in Croazia a intestare a società estere collegate al Gaiatto ville, terreni, 8 vetture di grossa cilindrata e pure un bonifico di 80.000 euro, beni poi venduti e restituiti al clan. Questa in estrema sintesi l'operazione criminale scoperta e stroncata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Trieste in collaborazione con la Guardia di Finanza, che ha portato all'arresto di 7 persone, tutte collegate ai Casalesi, oltre che 16 perquisizioni domiciliari, coinvolti tutta una serie di personaggi, Fabio Gaiatto di Portogruaro, Iozzino Francesco che gravita proprio nell'area di Treviso, che era sostanzialmente l'uomo mandato dal clan dei Casalesi per organizzare le operazioni di recupero, diciamo così, chiamiamole così, dei fondi. Altri 4 arrestati erano già in carcere a Napoli e uno a Modena. Tra gli indagati per estorsione aggravata c'è un altro uomo di Treviso di 63 anni, un milanese di 56, un uomo di Udine di 61 anni domiciliato a Trieste, uno 48enne di Portogruaro e un 42enne di Udine. È stato sottolineato dal procuratore capo di Trieste Mastelloni come questa operazione spieghi come ormai le mafie siano sul nostro territorio, siano nel territorio del nord-est, soprattutto per fare investimenti. Quando questi investimenti vanno male, però, i vecchi metodi camorristici tornano in auge. Grazie davvero Marco Stabile per questa precisa e dettagliata diretta nel quale appunto ci hai fatto il quadro di questa situazione davvero inquietante. Questa sera ovviamente tutti i servizi nei nostri telegiornali. Adesso parliamo di Felice Maniero, prosciolto dal giudice di pace nel 2016, l'ex capo della Mala del Brenta, tornerà
in aula come imputato dopo che la Procura di Roma ha ottenuto l'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione. In merito a cosa? Era stato accusato di lesioni, minacce e ingiurie in seguito alla denuncia di una presunta vittima. Accuse archiviate, aveva evidenziato il giudice di pace, perché quello di ingiuria non è più previsto dalla legge come reato. Dall'altro le accuse di minacce e ingiurie andavano considerate estinte per remissione di querela. Di diverso parere la Procura Capitolina, che ha ottenuto dalla Cassazione l'annullamento della sentenza con invio al giudice di pace di Roma per un nuovo giudizio limitatamente ai reati di lesioni e di minacce. Questo per quanto riguarda Felice Maniera. Avete visto queste immagini storiche del nostro archivio di Antena 3. La storia è passata davvero attraverso gli schermi di Antena 3, che proprio nella giornata di oggi, 18 dicembre, 40 anni fa, iniziava ufficialmente le proprie trasmissioni. Un compleanno speciale, quello della nostra emittente, che appunto oggi, 40 anni fa, dava avvio alla programmazione, una data storica per un viaggio che continua ancora oggi, come sempre, nelle vostre case, al vostro fianco, dando voce a una terra, la Marca, ma il Veneto tutto, che sa di contare molto in un più grande panorama. Un viaggio che stiamo ripercorrendo, come sapete, tutti i venerdì alle 21:15 con la trasmissione 40, ogni settimana una tappa di questa storia lunga 4 decenni. E quello di Antena 3 è un compleanno che vedrà anche non solo la trasmissione ogni venerdì per ripercorrere la nostra storia, anche giovedì un passaggio epocale. In una diretta infatti speciale di giovedì dalle 13 alle 14 il sindaco di Treviso Mario Conte donerà un prestigioso riconoscimento da parte della città di Treviso all'editore delle TV del gruppo Media Nord-Est, Filippo Yiannakopoulos, e noi seguiremo in diretta questa cerimonia di riconoscimento, di premiazione della città di Treviso ad Antena 3, quindi giorni importanti per Antena 3 e i suoi 40 anni, e oggi appunto il compleanno. Anche il presidente Zaia ha ringraziato le televisioni del nostro gruppo per il sostegno dato ai veneti colpiti dall'alluvione. Grazie ai soldi raccolti infatti con il conto corrente, che vedete sempre in sovraimpressione, verrà realizzata un'opera simbolo, i serrai di Sottoguda. Poi a Ring, ospite ieri, si è parlato anche di autonomia, di Pedemontana e il personale ricordo anche del governatore dei 40 anni di Antena 3. L'intesa già depositata da 2 di ottobre sul tavolo del Presidente del Consiglio, perché noi ci siamo. Quindi per noi sarebbe un grande fallimento non portarla avanti. Dall'altro però chiedo che alla coerenza di Di Maio che viene qua ci sia un'altra coerenza romana degli altri 5 Stelle che facciano in modo che si voti. Per cui è una questione di ore, io immagino, anche perché noi non ce la facciamo più, vogliamo l'autonomia. Noi non ce la facciamo più. No, guardi, noi non ce la facciamo più. Io direi che con i 2 milioni e questi 700.000 euro un'opera simbolo, cioè ad esempio sto pensando, c'è un monumento che è internazionale, che sono i serrai di Sottoguda, che sono questo, come lo chiamo io, un Grand Canyon, no? Sì. Questa gola dove ci andavano i bambini, il trenino, noi dobbiamo farla, rifarla risorgere, no? Perché il rinascimento dei serrai, che è il Colosseo, la visita del Colosseo, delle grotte di Postumia di quella zona, cioè è il monumento nazionale e internazionale, perché poi in tutti i testi a livello internazionale delle guide turistiche, se rinascono quelli, rinasce la montagna. E quindi sto pensando proprio di fare un progetto ad hoc e metterci lì i nomi di tutte le aziende, anche della signora di Torino che mi ha dato 30 euro, del bambino di Achille che mi ha dato 5 euro, sì, esatto, cioè 5. fare una tabella e dire grazie a loro questo si è potuto realizzare. Pedemontana doveva essere questi giorni, anzi addirittura a novembre, no, per l'inaugurazione del primo tratto. Ma sai, la tragedia è che è finito il primo tratto, è concluso, asfaltato, È pronto? è prontissimo. Ma Come accade sempre in Italia, il concessionario, cioè la ditta che lo ha realizzato, ha un software, un programma per incassare i pedaggi che non dialoga con quello di ISCAT. Quindi questi non si mettono d'accordo tra di loro finché io non mi arrabbio del tutto e allora vado io a tirare, aprirò tutto senza neanche mettere il pedaggio. Per dire cosa? Per dire che bisogna trovare una soluzione. Ma si trova secondo me? Anche questo è entro fine dell'anno? La stanno trovando, io immagino che si andrà a aprire all'inizio dell'anno, però si apre questa partita. E adesso, a proposito di opere, il progetto dell'ampliamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.
Cresce l'aeroporto di Venezia, che entro il 2025 vedrà la realizzazione di una nuova sala imbarchi, l'ampliamento del corridoio arrivi, un nuovo impianto di smistamento bagagli, 5 ulteriori pontili di imbarco a servizio dei voli, nuovi locali impianti, un livello interrato per operazioni tecniche e un imponente fabbricato dedicato alla logistica. L'intervento si svilupperà sul lato nord dell'attuale terminal per una superficie totale di oltre 59.000 metri quadri. Un passo molto importante, un investimento di 350 milioni che si svilupperà in più fasi e che si concluderà nell'arco di 4 anni e quindi porterà l'aeroporto ad avere una possibilità di ricevere fino a 16 milioni di passeggeri. Il progetto esecutivo è stato di recente approvato da ENAC e porterà l'estensione dello scalo a 140.000 metri quadri rispetto ai 42.000 con cui si era partiti nel 2003. Il 2018 vedrà l'aeroporto veneziano superare gli 11 milioni di passeggeri. I lavori, finanziati per 150 milioni da Banca Europea per gli investimenti, cominceranno a maggio del prossimo anno e comporteranno l'impiego di circa 2.700 operai per tutta la durata del cantiere. Prosegue intanto la fase progettuale per l'auspicato collegamento ferroviario. Stiamo lavorando in maniera proficua con Ferrovie dello Stato. Mi auguro che i procedimenti che hanno visto bloccare altre importanti opere infrastrutturali e la discussione eterna sull'alta velocità non provochi rallentamenti su questo importante collegamento che dovrebbe migliorare sicuramente l'adduzione del traffico all'aeroporto. Torniamo alla cronaca adesso e torniamo a Concordia a sagittare la tragedia della mamma 45enne morta nel rogo della sua abitazione, Paola Castellet, per salvare la figlia che di fatto era già in salvo. Il nulla osta della magistratura ai funerali è stato dato nelle ultime ore e quindi si sta decidendo proprio in queste ore la data dei funerali, l'addio della comunità commossa a questa 45enne. Il giorno dei funerali, ha fatto sapere l'amministrazione, non solo ci sarà il lutto cittadino ma anche per rispetto alla famiglia verranno spente le luminarie natalizie. Ancora la cronaca e parliamo del bollettino quotidiano delle razzie. A Quinto di Treviso una famiglia in ginocchio dopo il passaggio dei ladri nella loro abitazione. Un incubo dal quale la famiglia Bitici fatica a risvegliarsi, un incubo nel quale mamma, papà e i 3 figli sono piombati sabato sera, quando dopo aver cenato a casa di parenti sono rientrati nella loro casa di Quinto. Appena arrivati hanno notato che in cortile non c'era l'auto parcheggiata, il primo segnale che potesse essere successo qualcosa di brutto. Apro la porta e non si entrava più dentro perché era tutto sopra. Praticamente erano i bambini, cominciato a urlare e piangere, calmate. La casa, come mostrano le foto scattate dalla coppia, è completamente a soqquadro. I banditi, entrati da questa apertura in giardino, hanno forzato la porta finestra della cucina e hanno passato a setaccio ogni stanza, mettendola sottosopra. Ho portato via tutto quello che hanno trovato, addirittura i tappeti, cuscini, piumini, tutto. Televisione, computer, microonde, macchina del caffè, tutto. I ladri, dopo aver preso anche qualche gioiello e dei contanti, hanno caricato tutto nell'auto della famiglia e sono fuggiti. Per i Bitici lo shock è ancora forte. Da 2 o 3 giorni non dormiamo più a casa, andiamo da mio fratello e non dormiamo più qua perché non mi sento più a casa mia. La famiglia di origine kosovare da anni in Italia è ben voluta da tutti qui a Quinto. L'intera comunità qualche anno fa, quando marito e moglie persero il lavoro, si strinse intorno a loro per aiutarli a ripartire. Dopo 1000 sacrifici i coniugi sono riusciti a costruire questa casa. Siamo riusciti a fare una casa per essere più sicuri, per essere casa nostra, però non ci lasciano stare in casa nostra. Tra i primi ad arrivare dopo il furto Nadia Soligo, assessore del comune di Quinto e vicina di casa della famiglia, al suo fianco nei momenti più difficili. Quello che mi dispiace di più è la cattiveria che hanno usato in questa casa, fatta con tanti sacrifici. Violare l'intimità della casa, delle nostre famiglie è una cosa da condannare. I coniugi sperano di poter ritrovare almeno l'auto, questa Opel Astra Station Wagon, targata EJ234YM. Intanto la famiglia Bitici, come 5 anni fa, deve ricominciare. Non mi aspettavo una cosa di genere, perché abbiamo lavorato una vita per avere una casa e diciamo di avere un tetto sopra testa, poi i bambini un domani trovarci qualcosa, ma non disperazione.
Adesso bisogna trovare forza e ricominciare tutto da capo, perché qua io non mi sento a casa mia, ti dico la verità. E in questa nuova sfida, ancora una volta, la comunità di Quinto è pronta a stare al fianco della famiglia Viticci. Ladri anche davvero senza cuore, sempre nella marca trevigiana Preganzola arrivano a rubare i giochi dei bimbi all'asilo. Hanno rubato i giochi dei bambini. È accaduto nell'asilo di San Bugè, dove il giorno prima si erano svolti i mercatini di Natale. Forse i ladri credevano di trovare del denaro ed invece una volta dentro si sono accorti che non c'era proprio nulla, solo i giochi dei piccoli. Così hanno pensato bene di smontare e portare via una cucinetta in legno che era tanto utilizzata proprio dai bimbi. Un gesto ignobile proprio sotto Natale. I piccoli alunni arrivati a scuola non hanno trovato più il loro gioco preferito. A commentare la notizia è stato proprio il governatore del Veneto Luca Zaia, affermando che ora i responsabili della scuola cercano persone di buon cuore per raccogliere fondi necessari a ricomprare i giocattoli rubati. Un regalo che sarebbe davvero apprezzato soprattutto dai bambini che, tornando a scuola, potrebbero ritrovare il sorriso fra i loro giochi. Per chi volesse contribuire può contattare il numero della scuola, lo 0422 93 8133, e chiedere delle maestre. La Guardia di Finanza di Rovigo ha eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare e sequestri per equivalente di beni e denaro per circa 2,5 milioni di euro nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di una milionaria frode fiscale internazionale. L'indagine delle Fiamme Gialle ha portato alla scoperta di un sofisticato sistema di frode transnazionale realizzato dai titolari di alcune società operanti nel settore della vendita di rottami metallici. Nel veneziano invece adesso a Mira per una storia terribile di violenza domestica, ce la racconta Anna Maria Parisi al telefono. Anna Maria. Sì, buongiorno da Mira, dove di oggi la notizia di una donna che ha denunciato dopo anni di soprusi e violenze il marito, che nel frattempo è stato allontanato da casa. Il compagno erano anni che la minacciava con vessazioni psicologiche anche e aggressioni molto violente. Un incubo, appunto, si diceva che è durato per anni, finché la donna, lo ripetiamo, di Mira, ha deciso di sporgere denuncia. Quindi i carabinieri, al termine delle indagini, hanno messo fine a tutte queste violenze. Infatti ieri i militari della tenenza di Mira hanno eseguito un provvedimento di allontanamento da casa da parte del compagno e il divieto di avvicinamento nei confronti appunto di questo uomo, un 53enne originario dell'Albania ma residente a Mira. Tutto era cominciato diversi anni fa, secondo quanto raccontato dalla donna, per questioni di gelosia, ma con l'evolversi del rapporto il marito aveva, diventando sempre più possessivo e aggressivo, aveva messo in atto una vera e propria serie di atti di prevaricazione con violenze tali da ingenerare nella vittima un costante stato di paura, di profonda prostrazione. Vessazioni che fortunatamente sono finite grazie alla denuncia della donna. E da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. A Padova adesso con il bilancio di 2 mesi di attività della Polizia Locale di Padova nei confronti di accattoni molesti e posteggiatori abusivi. Vediamo. Tra accattoni molesti e posteggiatori abusivi sono una trentina gli ordini di allontanamento da Padova disposti dalla Polizia Locale negli ultimi 60 giorni, secondo le nuove disposizioni decise dall'amministrazione ad ottobre. Solo una delle persone colpite dal provvedimento ha scelto la possibilità di avvalersi del cosiddetto percorso di recupero con gli operatori del settore sociale previsto dal Comune. Un solo caso anche di pagamento immediato della sanzione da 100 euro, saldata dal multato con monetine da 1 e 2 euro. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo di presepi, perché queste festività natalizie saranno ricordate per le tante polemiche legate ai presepi. Ma nel Trevigiano una natività viene rimossa non per questioni ideologiche o religiose, ma per la burocrazia. La burocrazia entra a gamba tesa anche in occasione del Natale. Succede a Conegliano, dove un'azienda di Mareno aveva deciso di contribuire al clima natalizio collocando una presepe sulla rotatoria tra via Istria, via Pittoni e via Battisti. Ma pochi giorni dopo le sagome della natività da quel rondò scompaiono.
Inizialmente si pensa ad un atto vandalico, ma in realtà dietro alla rimozione c'è proprio una questione burocratica. Da quanto si apprende, infatti, l'installazione prevedeva delle lucine che sarebbero andate in conflitto con la sicurezza stradale, come evidenziato dalla polizia locale, e per la collocazione non sarebbero arrivate le autorizzazioni dagli uffici comunali. Il presepe viene così rimosso e la rotatoria resta là a fare il suo dovere, meno natalizia di prima. Restiamo nella Marca trevigiana, torniamo nel capoluogo della Marca, l'odissea di un disabile, l'odissea quotidiana per accedere alle poste centrali. Ci sono un sacco di barriere architettoniche e quindi di fatto non ho la possibilità di essere libero come mi piacerebbe essere. Emanuele Vigni ha 44 anni e vive a Treviso. Da 8 anni a questa parte, in seguito ad un grave incidente, ha perso l'uso delle gambe e da 8 anni, muovendosi con la carrozzina, è costretto a fare esperienza quasi ogni giorno con le barriere architettoniche. Una di queste è la più eclatante, che mi ha fatto un po' saltare i nervi l'ultima volta, è stata quella delle poste qua di Piazza Vittoria, dove io non posso accedere. Qui per lui è difficile anche solo percorrere il marciapiede, tra scalini sporgenti, cestini, biciclette e auto posteggiate male. E quando si arriva all'ingresso per disabili, la sorpresa. C'è un dispositivo per disabili che però io non posso utilizzare perché la carrozzina è più lunga, essendo elettrica è più lunga di quello che dovrebbe essere. Anche se io riesco a smontarci un pezzo, comunque dopo salgo sul montacarichi e le porte sono troppo strette, quindi non ci passo, di fatto. Gli accessi per disabili sono a norma, precisa la direzione delle poste. Non lo so, secondo me no, perché io personalmente non riesco ad utilizzarli, nel senso che non riesco a utilizzarli. Intanto suoniamo e aspettiamo che qualcuno risponda. Con me, precisa Emanuele, impiegati e dirigenti delle poste sono sempre molto gentili e disponibili, ma l'edificio è antico e tutelato ed è un dato di fatto che qui di architettonico non c'è solo lo stile del passato, ma anche le barriere del presente. Non ce la faccio veramente più, cioè per fare un versamento sono stato fuori dalle 11 di mattina e sono rientrato alle 2. In tanti se ne stanno a casa e dicono vabbè pace, e io non voglio vabbè pace, cioè io ho un mezzo che mi è stato fornito dall'ASL, quindi mi è stato fornito in maniera ufficiale con soldi pubblici, lo sto sfruttando. E però di fatto c'è una città che mi impedisce di usarlo. Dopo più di 10 minuti arriva un'impiegata che accompagna Emanuele e lo fa entrare dall'ingresso posteriore riservato ai veicoli di servizio. Anche per oggi, con pazienza e sopportazione, l'ostacolo è stato scavalcato ma non eliminato e la barriera rimane lì per la prossima volta. Adesso una storia a lieto fine, quello di una donna che ha partorito in taxi a Venezia grazie a un agente della polizia locale di Venezia. Ci racconta questa vicenda Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, dove ieri sera intorno alle 20 una donna in dolce attesa si sono rotte le acque proprio mentre attraversava la strada in Piazzale Roma. Non sapeva più cosa fare, era preda al panico, ma grazie alla prontezza di un agente della polizia municipale tutto si è concluso per il meglio. La vigilessa Simona Boscolo si è infatti precipitata in soccorso alla neomamma e, seguendo tutte le indicazioni che le venivano fornite al telefono dall'operatore del 118, è riuscita ad aiutarla a partorire un bellissimo bambino. La donna di origine straniera è stata fatta accomodare poi in un taxi e nel frattempo è stato attivato il 118, ma non c'era più tempo, era necessario intervenire subito, quindi la gente non ci ha pensato due volte, improvvisandosi levatrice. Grazie al suo aiuto la mamma è così riuscita a partorire il piccolo distesa proprio sul sedile del taxi e la vigilessa si è presa poi cura del neonato in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Quando i soccorritori sono giunti a Piazzale Roma, la neomamma è stata poi accompagnata all'ospedale, tutto si è concluso per il meglio sia per la mamma che per il piccolino. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, il nostro viaggio tra i presepi prosegue, siamo nella Marca trevigiana, a Breda di Piave, l'attività realizzata dai bimbi e dalle maestre della scuola elementare. Noi alunni di terza A e B abbiamo lavorato fin dall'inizio utilizzando materiale povero. La prima attività propostaci dall'insegnante è stata quella di costruzione delle casette. In un secondo momento ciascuno di noi ha creato la sua statuina. Ciascuna di loro compie delle azioni o porta qualcosa da offrire. Ecco le nostre statuine.
In seguito ci siamo concentrati sulle pecorelle. Infine abbiamo creato le stelle che brillano nel cielo e la stella cometa con la sua coda. Nelle nostre intenzioni voleva essere un presepe povero senza costi se non quelli della tempera e della colla. Ciao, sono un ceppo di un abete rosso che avrebbe desiderato diventare un albero di Natale come lui. Ahimè, il maltempo mi ha sradicato e con me foreste intere. Grazie per avermi sistemato accanto al bianco albero di Natale e per esservi ricordati di noi. Le radici che vedete provengono dai boschi di Belluno, mentre i rami dalla Val Corpassa di Agordo. E come sempre potete segnalarci le vostre natività, i vostri presepi a redazione@antena3.it se volete scrivere una mail, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per foto e video delle vostre natività. Questa sera a 20:10 racconteremo la caccia al terrorista Cesare Battisti, che come sapete dopo l'ok via libera all'estradizione è fuggito, è latitante forse in Bolivia. Ci sono agenti italiani in Sud America per cercare di prelevarlo e riportarlo in Italia. Racconteremo questa caccia con un ospite speciale in studio, Adriano Sabbadin, il figlio di Lino Sabbadin, ucciso a Santa Maria di Sala da Cesare Battisti nel 1978. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento, tempo dunque stabile ma piuttosto nebbioso. Vediamo il dettaglio di martedì 18 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto ovunque e anche per lo più soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Tuttavia saranno possibili, specie al mattino, nubi basse, foschie e nebbie sulle pianure del Veronese e del Rodigino. Temperature minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 2 e 7 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di qualche velatura a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Clima freddo con temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà molto simile, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà anche in questo caso sereno e sgombro da nubi su tutti i settori della nostra regione, salvo per qualche nebbia al mattino sulle vallate settentrionali. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 7 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.